Hello, hi, buonasera a tutti. Philippine time, what time is it? Sono le 22:45, quarters to 11 at night. How are you doing all over the world, guys? All right, so tonight, again, I'm back with the Italian, but this time I try to make every time something different, okay? This time it will be easier to me because I find for myself easier the translation from English to Italian, and that can be useful to a lot of people, of course. No, but that's what I feel more comfortable, you know. So let's go with I've chosen some quite enticing and fascinating topic, the parallel universe, universi paralleli, multiverse. You know, it's a trending. It's quite trending, you know, lately. Okay, it will be also the future. I find it very interesting, and because it involves a lot of questioning in your own life, you know, even from a spiritual side, you know, it's very interesting because it's posed to your mind, it's forced to you to think about since the start of the evolution, you know. So it's very interesting. In true, physically, mathematically speaking, even the human evolution, the biological evolution cannot be explained because mathematically speaking, the physics they say that it takes trillions years to stand the evolution from the beginning, from a single cellular being to today, Homo sapiens. I mean, so both from a physical, anatomical side to an intellectual side. And so I was having last year before closing the account in iTalki. I was talking with a physics professor from from Los Angeles, and my dear Tom is an amazing guy, and he was trying to push me over my atheism, you know, because he said mathematically it's impossible. You can't be atheist. You have to believe because mathematically the counting it takes trillions years that doesn't corresponding with the much shorter time slot about the evolution. So he was telling me that if we consider the actual time calculation inside our universe boundaries, it's impossible to put evidence on the evolution on the mathematically based model. Okay, so you have to believe that there has been some extra natural entity, a god, we want to call whatever, that have created that. Now, and that is enticing me, you know, he trickled me because he said, now, I ask you a question, Umberto. If this is not possible from a physic and scientific side, would you believe that this God to pair, okay, to match the trillion years needed to reach this state of evolution,
Would you believe that eventually this entity, supernatural entity, or God, as what we won't believe, could have been created this universe, our universe, from the outside, where the time have a very different calculation, reality, and we know with certainty that if we travel away from the earth, we when we return on the planet after million year light years, we will gain, I mean to say, the time will slow, okay, the terrestrial, our calendar time, will slow. So what is very interesting, and this argumentation of the parallel universe of metaverse, as is trending for the term, it I found it very interesting, also for my inner side, for my spiritual side. All right, let's go in. About parallel universe. A proposito di universi paralleli. Now, imagine that despite our two-dimensional experience, immaginiamo che al di là della nostra esperienza di realtà bidimensionale, the actual universe is three-dimensional. L'universo sia invece tridimensionale. Suppose further that another two-dimensional universe exists. Supponiamo inoltre che esista un altro universo bidimensionale, and that universe is oriented parallel to our own, e quest'altro universo sia orientato parallelamente al nostro reale, with a tiny separation in between, con un sottile interspazio di separazione. Now, imagine another and another again. Ora, immaginiamo l'esistenza di un altro universo e un altro ancora, e così via. If such a situation existed, it very much would resemble a stack of large sheets of paper. Se questo scenario esistesse davvero, assomiglierebbe molto ad un insieme di ampi fogli di carta, with each sheet a complete two-dimensional universe stacked in three dimensions, di cui ogni singolo elemento rappresentativo di un universo bidimensionale allocato in uno spazio tridimensionale. Could parallel universes defined in this way exist? And what strange phenomena might arise? Potrebbero così coesistere questi universi paralleli basati su questo modello, e quali strani fenomeni potrebbero verificarsi? You could imagine that creatures living on two adjacent sheets of paper could move in tandem, simultaneously. Potreste immaginare che delle entità vivendo nelle due adiacenti pareti di carta potrebbero muoversi in tandem, in simultanea, separated by only a tiny gap in the third dimension, separate solamente da un ristretto interspazio nella terza dimensione. Some people have imagined that this explains ghosts, or supernatural entities, as what we want to call. Qualcuno pensa che questa ipotesi possa spiegare l'esistenza di fantasmi o entità occulte, supernatural,
According to this hypothesis, what some people believe are ghosts are actually individuals in a parallel dimension. Secondo questa tesi, quello che alcuni credono essere fantasmi sono invece individui o entità vaganti in una dimensione parallela. The fact that they are seen only faintly is because their images just barely cross from their dimension to ours. Il fatto che questi non appaiono chiaramente alla vista può essere giustificato dalla impossibilità quasi totale di muoversi liberamente dalla loro dimensione alla nostra. It sounds effective to me, this, I have to say, because so many times in physics we may observe this ghosting effect, of the element, any kind of elements, Case closed on parallel universe, so? Dunque, il caso è chiuso al riguardo degli universi paralleli? Resume. If precise measurements of the behavior of light and gravity rule out the possibility, se misurazioni precise del comportamento della luce e della gravità escludono that they can travel in more than 3 dimensions, che entrambi gli elementi, luce e gravità, possono viaggiare in spazi multidimensionali, più di 3 dimensioni, does that rule out the possibility of parallel worlds? Not entirely. Si può allora eliminare definitivamente la possibilità dell'esistenza di mondi paralleli? Non del tutto, not entirely, non del tutto. After all, the argument depends on matter and energy, materia ed energia, from one universe interacting with the matter and energy of another. Dopotutto, l'ipotesi si basa sullo scambio interattivo della materia ed energia tra i mondi paralleli. If no interaction is allowed, then we have no data that can rule out that conjecture. Se detto scambio interattivo non può essere consentito, allora non potremmo avere dati per accertare la veridicità di quella ipotesi inattendibile o congettura. In Italian we say also congettura, conjecture. On the other hand, we also have no data that rules out invisible pixies who live in your broom closet and leave no trace. That is funny, I love this. D'altro canto, non abbiamo neanche dati che possono evidenziare l'esistenza di questi folletti invisibili che vivono nel ripostiglio senza lasciare traccia. Mind you, there are other possible meanings to the phrase parallel worlds. C'è da considerare che coesistono altri probabili significati che possano identificare la frase mondi paralleli. And this logic doesn't apply in those cases. E questa logica non può essere applicata a quei casi. So, it is not possible, merely on the basis of scientific data, to make a global statement on the matter. Quindi non è possibile enunciare un'effettiva definizione globale sull'argomento, basandosi meramente su basi scientifiche. But ruling out one conjecture is a start, is a good start anyway, and stepping over the bodies of discarded theories is how science progresses. I love this sentence. Ma escludendo una congettura è comunque un inizio ed è proprio lavorando su ricerche incompiute e teorie scartate che la scienza progredisce con efficienza.
I put a link, guys, if you want to read the whole, because I extract only the paragraphs, those lines that I thought would be the focus, and of the matter, of the subject. But if you go, because there are also, they state also the formulas regarding the energy and the light, confirming that physically, mathematically, they allude the possibility of the coexistence of parallel universe. That's why they conclude that must be something else, at what level, we don't have yet the knowledge, and so that is very interesting, but I just extract to avoid to be that much long, also because to get deep in the physics and mathematics. Yeah, it's interesting to me because I was a navigation officer, so I still can't believe how it's possible that sine and cosine and spherical trigonometry is possible to get your exact position on the sphere, calculating the position, the data of the stars and sun and moon. That is unbelievable to me. So I lived personally, professionally. So I believe in these formulas, you know what, because I experienced practically what means to put on the paper. Watching you by sextant, you finding the stars on the celestial sky, and it's amazing. It's amazing. So that's why I believe so much in this, and I find interesting this kind of subjects and material. Okay, guys. I would like to. I have still a little minute. I want to read again, only in Italian. All right. You will have in the script. You have the translation from English to Italian, right? So don't worry about it. You follow up. A proposito di universi paralleli, immaginiamo che al di là della nostra esperienza di realtà bidimensionale, l'universo sia invece tridimensionale. Supponiamo inoltre che esista un altro universo bidimensionale e quest'altro universo sia orientato parallelamente al nostro reale, con un sottile interspazio di separazione. Ora, immaginiamo l'esistenza di un altro universo e un altro ancora. Se questo scenario esistesse davvero, assomiglierebbe molto ad un insieme di ampi fogli di carta, di cui ogni singolo elemento rappresentativo di un universo bidimensionale allocato in uno spazio tridimensionale. Potrebbero così coesistere questi universi paralleli basati su questo modello? E quali strani fenomeni potrebbero verificarsi? Potreste immaginare che delle entità vivendo nelle due adiacenti pareti di carta potrebbero muoversi in simultanea, in tandem. We use the same in Italian, tandem, separate solamente da un ristretto interspazio nella terza dimensione. Qualcuno pensa che questa ipotesi possa spiegare l'esistenza di fantasmi, oppure io le chiamo entità occulte, sovrannaturali, no? Secondo questa tesi, quello che alcuni credono essere fantasmi sono invece individui o entità vaganti in una dimensione parallela. Il fatto che questi non appaiono chiaramente alla vista, blurred, they appear usually blurred, faded, ghosty, può essere giustificato dalla impossibilità quasi totale di muoversi liberamente dalla loro dimensione alla nostra.
Dunque, il caso è chiuso al riguardo degli universi paralleli? Question mark. Se misurazioni precise del comportamento della luce e della gravità possano garantire che entrambi gli elementi fisici, no? La luce e la gravità, possono viaggiare in spazi multidimensionali, anche più di 3 dimensioni, si può allora considerare effettivamente l'esistenza di mondi paralleli. Paralleli non del tutto. Dopotutto, l'ipotesi si basa sullo scambio interattivo della materia ed energia tra i mondi paralleli. Se detto scambio interattivo non può essere consentito, allora non potremmo avere dati per accertare la veridicità di quella ipotesi inattendibile o congettura, come la vogliamo chiamare. D'altro canto, non abbiamo neanche dati che possano evidenziare l'esistenza di questi folletti invisibili che vivono nel ripostiglio senza lasciare traccia. I love this, that is the cutest. C'è anche da considerare che coesistono altri probabili significati che possano identificare la frase mondi paralleli. E questa logica non può essere applicata a quei casi. Quindi non è possibile enunciare una effettiva definizione globale sull'argomento, basandosi meramente su basi scientifiche, ma escludendo una congettura è comunque un inizio ed è proprio lavorando su ricerche incompiute e teorie scartate che la scienza progredisce con efficienza. Alright, thank you very much guys, see you next. Again and again, please dub my voice, trying to imitate my tone, my cadenza in reading, okay, and everything, okay. Try to imagine that you are an actor, and you have to fix in your mind that by memory the script. Okay, that is exactly the same. It's even more than shadowing. Okay, that is dubbing, literally copying, imitating. That's the best way to improve your Italian. Okay, thank you very much, guys. See you next. Bye.